Benvenuti amici sportivi dal Palamadiba di Modena, settima giornata del campionato di Serie A femminile. Stasera si incontreranno l'Ortelistica Scandianese e il Viareggio, partita molto importante per la squadra di casa perché si ritrova comunque a dare delle risposte in campo dopo la sconfitta contro il Trissino. Oggi è una partita fondamentale perché può essere la partita che dà il via libera all'accesso ai playoff per la vittoria finale. Il campo anche Viareggio, ormai quasi tutto pronto per l'incontro che appunto a chiudere la settima giornata di questo campionato. Su quello lì e alzeriamo gli altri. No, quello è il master. Sta per iniziare qui dalla Palamadiba di Modena la settima giornata di campionato di Serie 1 femminile. Le squadre che si disputano sono il Viareggio contro Ortelistica Scandianese. Le formazioni stanno entrando in pista in questo momento. Ormai sì, è tutto pronto, l'arbitro ha già fatto il saluto iniziale, vediamo come si schiereranno in pista le due squadre. Possiamo comunque notare il ritorno sulla panchina di Valeria Calia per la Ortelistica Scandianese, che finalmente potrà essere raccolta dal pubblico che sostiene questa squadra. Vediamo, partirà tra i pali Giorgia Teli e poi in pista ci saranno Lucia Cantofrau, De Stefano, Jimeno e Berti. Ricordiamo anche che oggi la squadra di casa non potrà contare su la giocatrice esperta Pia Sarmiento, giocatrice arrivata nel mercato di riparazione, veramente un acquisto che aggiunge sostanza e comunque esperienza a questa formazione, mentre allora, sono schierati in pista per quello per che il Viareggio Vittoria Nasitti, portiere, Soraya Iannacone, Carla Marques, Anna Palagi. è tutto pronto per l'incontro che chiude la settima giornata con il Viareggio subito in possesso della prima pallina. Alla direzione Masino Bolletti. Recupera la Ortelistica con De Stefano che riesce a servire Giancantofrau cerca di impostare, poi torna indietro da De Stefano, poi Jimeno dall'altra parte, torna indietro Berti, riesce comunque a passare la pallina a De Stefano per Jimeno,
che va dietro porta a cercare una compagna libera, trova Berti si accentra, poi prova a gestire, serve di meno, finta di tiro, poi ci prova, trova la parata di Masetti, ancora Rottellistica in possesso, il tiro di Giacanto, ma nulla da fare, può ripartire il Viareggio con Raffaelli, ancora Rottellistica con Giacanto che si fa tutta la pista, può provare il tiro ma preferisce servire Ximeno, ancora Ximeno per De Stefano, poi la pallina arriva a Berti, il tiro alto, poi può insistere Giacanto. Poi la squadra di casa aspetta troppo e quindi ora il possesso andrà in favore del Viareggio. Sulla pallina c'è Raffaelli che serve Marquez, l'ex della partita, ricordiamo che nella scorsa stagione ha vestito appunto la maglia giallonera della Rottellistica Scandianese, quest'anno è passata al Viareggio e stasera torna ad affrontare appunto la squadra che l'ha portata in Italia. Accanto può partire, poi vede Ximeno, scambio tra le due giocatrici argentine, poi Raffaelli prova a rubare la pallina a Giacanto, sembrava fallo ma in realtà il possesso va in favore del Viareggio, ecco che parte Marquez ma rischia un po' troppo, De Stefano capisce tutto e fa ripartire l'azione per la squadra di casa. Ancora la numero 4 per Berti, di nuovo per De Stefano che serve Ximeno, il tiro dalla distanza che viene bloccato dalla difesa viareggina. Può partire Raffaelli, però viene pressata da De Stefano, è costretta quindi a spazzare via la pallina, ora può ripartire la Rottellistica Scandianese con Berti, poi che serve Ximeno, la mette in mezzo per Giacanto, non riesce però a concludere. Ancora la Rottellistica, insiste la squadra di casa, si accentra Giacanto, poi il tiro di Ximeno, la parata di Masetti, ma insiste ancora la squadra di casa. Primi 4 minuti che sono trascorsi, la Rottellistica vuole andare subito in vantaggio, sta sicuramente giocando bene i primi minuti, ha letto bene la partita. Il Viareggio può provare l'azione in attacco ma riparte la Rottellistica con De Stefano che la mette in mezzo per Giacanto, nulla da fare, ancora 0-0, poi è un po' confusa nell'area della Rottellistica ma si libera bene la squadra giallonera con De Stefano, indietro per Berti per Ximeno, ancora Ximeno che prova a mettere in mezzo ma l'arbitro fischia, può ripartire il Viareggio con Marquez,
che serve Palagi per Raffaelli, poi avanza la squadra di Regina, ancora Palagi e Jimeno che riesce a interferire, poi però la pallina rimane in possesso del Viareggio, va allo scambio il Viareggio, poi il tiro di Marquez, ancora Marquez per dire la ripartenza della Rotellesca, ma si intendono male Jimeno e Giacanto e sprecano un'occasione importante. Ora si riparte con l'azione offensiva del Viareggio, ottimo pressing qua di Berti, però commette fallo ai danni di Marquez. Iannacone 1 contro 1 con Jimeno però non rubare la pallina, ci riesce, e poi qua Marquez commette fallo su Jimeno. Si partirà con la punizione, si batte Jimeno, serve Giacanto può provare il tiro, la parata di Masetti che blocca il risultato, può ripartire Palagi, però fa molta confusione, non arriva la pallina a Marquez, poi il tiro di Jimeno fuori di pochissimo, ancora De Stefano per Giacanto Frau, ancora indietro per Jimeno per De Stefano, Giacanto in mezzo, poi il tiro al volo di Berti, ancora il guantone di Masetti che blocca il risultato, poi Giannacone prova l'azione personale che non impensierisce però la numero 9 della rottellistica scandianese, poi d'altra parte Giacanto che vede ancora i guantoni del portiere del Viareggio, ancora 0-0. Palagi per Raffaelli, va il tiro da distanza, blocca tutto Jimeno, può ripartire la numero 9, poi serve Giacanto, ancora Berti, il tiro da distanza, ferma l'azione Iannacone, poi la pallina arriva a Palagi nell'angolino, poi viene raddoppiata anche da Berti, parte subito la rottellistica scandianese con Jimeno per De Stefano, Berti prova a costruire l'azione, poi serve Giacanto in mezzo per Berti che prova ad entrare in area, la difesa del Viareggio ferma tutto e poi l'arbitro Giombetti fischia il fallo per il Viareggio. Marquez può ripartire, serve Raffaelli il tiro ma è debole, non impensierisce la difesa della rottellistica, poi dall'altra parte De Stefano prova il tiro, riesce a trovare anche il tempo per lo stop, ma ancora Masetti a bloccare il tiro e il risultato. Riparte la rottellistica scandianese con Jimeno, azione personale della giocatrice argentina, poi Marquez dice di no, ma ancora rottellistica con Jimeno, poi Berti
che scambia con Jimeno, prova a metterla in mezzo ma arriva prima Marquez. Ora di nuovo Viareggio, ma butta via una pallina la squadra ospite e parte De Stefano, trova l'angolino già accanto Frau per il tiro di Jimeno, che però trova la doppia parata di Masetti. Ancora decisiva la giocatrice del Viareggio. Poi Iannacone prova a tirare sul primo palo, trova un muro di fronte a lei, poi Berti tutta sola, non viene infastidita e prova il tiro che finisce alto. Poi ancora già accanto Frau dietro la porta, prova il tiro per Berti che trova il gol dell'1-0 a 14 minuti e 29 dalla fine del primo tempo. Eccolo il primo gol per la rottellistica scandianese con Berti. Il gol era solo una questione di minuti, di attimi. Effettivamente partita abbastanza a senso unico. Ora primo time out dell'incontro, chiamato da Calia. Partita fin qui, come abbiamo già detto, abbastanza sì, a senso unico, rottellistica che ovviamente stava spingendo parecchio nell'area avversaria e ha trovato il gol con Berti su un bellissimo assist di Giancanto Frau. Ora squadre di nuovo in pista, ecco che riparte Iannacone, che serve Marquez, poi trova il tiro dalla distanza, ma para Teli, poi c'è accanto Frau, trova il tiro, finisce di poco a lato, quindi riparte il Viareggio con Brandi, poi sbaglia tutto, riparte De Stefano, può provare il tiro, blocca tutta la difesa del Viareggio, poi ancora Brandi, prova a cercare Iannacone torna indietro, poi qua ci mette qualche istante di troppo Marquez a gestire la pallina, quindi ora possesso per la rottellistica scandianese con Jimeno. Ora ecco che riparte con De Stefano che serve Berti, ancora Jimeno, si trova per il tiro, poi ribattuto, poi ancora Jimeno, pallone già accanto, poi subito d'altra parte il Viareggio con Iannacone che combatte con Jimeno. Alla meglio la numero 9 della rottellistica scandianese, lungo per Giacanto che si libera di Brandi, fa tutta sola, mette in mezzo per De Stefano, non ci può arrivare, viene deviato dalla squadra ospite, poi parte Jimeno, si libera di un'avversaria, poi la mette in mezzo, ancora respinta della difesa avversaria. Poi molta confusione qua, 3 contro 2 per la rottellistica con De Stefano, la mette in mezzo per Giacanto, poi ancora rottellistica in mezzo per De Stefano che segna il gol del 2-0.
questa è la rotellistica scandianese. 2-0 preziosissimo per la squadra di casa. E riparte subito la rotellistica, non è ancora sazia. Attenzione! Il gol di Jimeno per il 3-0, un gol rocambolesco con Jimeno che sfrutta il passaggio filtrante di Berti. Qua ottimo il movimento di Mavi Jimeno che ha letto bene le intenzioni di Berti, ed è 3-0, ancora rotellistica, non si vuole fermare, ancora De Stefano che vuole provare la doppietta personale. Combattono a centrocampo Sciaccanto e Raffaelli. Era meglio la giocatrice della rotellistica scandianese che ottiene fallo, quindi si riparte con l'azione offensiva della squadra di casa con Berti per De Stefano, poi Jimeno prova a metterla in mezzo, viene ribattuta, però ancora Jimeno con Berti, poi De Stefano si fa vedere, può partire centralmente, poi trova Berti prova il tiro, il gol del 4-0 di Anna Berti. Che partita fino adesso della squadra di casa, non c'è praticamente storia. La rotellistica vuole trovare 3 punti fondamentali, 3 punti che con le ultime 2 partite rimanenti vi assicurano passaggio ai playoff. Poi il tiro di De Stefano che è erroraccio, ma rimane in possesso la rotellistica scandianese con Jimeno, il tiro dalla distanza, ancora Jacquin. De Stefano che prova il lancio lungo che però non arriva all'indirizzo di Jimeno. Poi altro time out, il secondo di questo primo tempo, 10 minuti e 22, risultato sul 4-0. Che partita fino adesso, davvero l'ha preparata molto bene Valeria Calia. Ovviamente Silvia Reggio ha molto da rivedere, soprattutto all'intervallo. Ovviamente deve dare una risposta, deve provare a ritornare in partita. Ovviamente un 4-0 così netto è difficile da recuperare. Ma la partita è ancora molto lunga, si riparte con le squadre che tornano in pista, in possesso del gareggio. Ecco che con Berti che butta nella balaustra Barsaglini, e Giombetti non può fare altro che tirare fuori il cartellino blu, e quindi per 2 minuti
Berti dovrà restare fuori. Ora occasione d'oro per il Viareggio per provare ad accorciare le distanze. Si presenta appunto l'ex della partita, Marquez, ad affrontare Teli. Marquez che può provare quindi il gol, può provare a segnare il gol dell'ex. Tutto pronto, parte Marquez, trova il tiro, para Teli e lascia il risultato sul 4-0. Bravissima qua Giorgia Teli. Quindi di nuovo si va nella metà campo del Viareggio con il meno che si serve della balaustra. Poi il tiro del Viareggio bloccato ancora da Teli. Barsaglini per Raffaelli che la ripassa a Barsaglini. Poi Marquez prova a passarla per vie centrali in direzione di Annacone, ma blocca tutto Scimeno. Poi torna dall'altra parte con Giacanto che viene fermata dalla difesa del Viareggio. Poi un po' di confusione nell'area della rotellistica. Poi Giacanto per Teli, parte Scimeno, viene atterrata e rigore per la rotellistica scandianese. Qua nettissimo il fallo subito da Scimeno. Sul dischetto si prepara Giacanto, che vuole iscriversi anche lei la lista dei marcatori, ed ecco il gol del 5-0. Per la rotellistica scandianese a 8 minuti e 44 dalla fine del primo tempo. Che partita della squadra di casa. Anche Giacanto, finalmente hanno segnato tutte le giocatrici schierate titolari. Ora azione personale di De Stefano, però esagera, viene fermata dalla difesa del Viareggio. Poi riparte Scimeno per Berti in mezzo per De Stefano, ci arriva Palagi per Marquez. Ora Marquez per Raffaelli, intanto avanza. Poi Palagi perde un po' tempo, Giacanto riesce a fare del pressing. E a far palla appunto alla giocatrice del Viareggio. Ora riparte la rotellistica con De Stefano che serve Giacanto, si gira e prova il tiro alto. Poi ancora Giacanto che però non riesce a fermare la pallina, poi la recupera, la mette in mezzo per Berti, non riesce a tirare. Poi De Stefano per Scimeno, ancora De Stefano, serve Berti, poi ancora Scimeno il tiro, il guantone di Masetti.
parte Marquez che va dietro la porta a cercare una compagna libera, poi può provare il tiro che non infastidisce, cioè non impensierisce Giorgia Teli. Poi riparte De Stefano, trova Berti libera nelle vicinanze, poi ancora De Stefano per Jimeno, prova il tiro da distanza, poi Berti prova a metterci la stecca per la deviazione, ma niente da fare. Poi ancora Berti che serve Jimeno, in meno, prova a cercare De Stefano, poi ancora la numero 4 della rottilistica scandianese che serve Berti, prova il tiro, poi Raffaelli può gestire l'azione, serve Palagi si gira, serve Iannacone ma ci arriva prima De Stefano, poi serve Giaccanto per Berti per Jimeno, ancora Berti dall'altra parte per Giaccanto Frau, centralmente per De Stefano che si lamenta ma Giombetti lascia correre, ne approfitta Raffaelli che può avanzare, poi serve Iannacone, sempre De Stefano può ripartire, avanza ancora De Stefano, serve Berti, il tiro deviato dal Viareggio, poi ancora Berti per De Stefano, Jimeno per Giaccanto, ancora De Stefano per Berti, va a chiudere l'azione Jimeno, poi prova il tiro, trova l'alza schiaccia a Giaccanto, blocca il palo Masetti, poi Palagi per Marquez che trova il fallo e poi ancora time out, secondo chiamato dalla rottellistica scandianese. 4 minuti e 3 secondi alla fine del primo tempo, 5-0 per la rottellistica scandianese. Continuiamo a ribadire sì che la partita è a senso unico, vediamo se appunto nel secondo tempo a risultato già acquisito ci sarà spazio anche per le giocatrici che hanno trovato meno spazio nel corso della stagione, magari è la loro occasione per trovare anche riscatto. Scade il minuto di time out, si riparte con il possesso del Viareggio dopo il fallo subito da Marquez. Ecco che fischia Giombetti, prova il tiro da distanza Raffaelli, Berti però riesce a bloccare tutto, serve Jimeno per De Stefano, poi Jimeno, il tiro dalla distanza, si lancia Masetti, riesce a far arrivare la pallina a Palagi, poi Jimeno vince la pallina a 2, vince il contenzioso, poi
riparte il Viareggio con Palagi, si accentra Palagi, il tiro, il guantone di Teli che le nega la gioia del gol, poi Raffaelli, ancora lei, ma legge tutto la rottellistica scandianese, riparte De Stefano, poi costretto a tornare indietro per Berti serve più o meno sulla destra, scambio con Berti che trova il tiro, si ferma sul primo palo, poi ancora rottellistica scandianese con De Stefano, poi accanto Frau per meno, poi Berti recupera la pallina al Viareggio con Perez per Palagi, ancora prova il tiro, ancora la rottellistica con Cimeno che si accentra, poi preferisce servire Giacanto anche se aveva comunque lo specchio della porta libero. E ancora Marquez dietro la porta, prova a cercare Palagi che poi serve Raffaelli, si fa vedere Iannacone, dietro la porta, poi viene raddoppiata e Cimeno ha la meglio, le ruba la pallina, poi serve Giacanto Frau, poi Berti per Cimeno per De Stefano, la mette in mezzo, non ci arriva Giacanto Frau che però poi recupera la pallina, trova l'azione, si accentra il tiro, si allunga Masetti, poi cade in area De Stefano, ma Giombetti fa segno di rialzarsi, poi recupera la pallina De Stefano per Jimeno. Ancora De Stefano prova il tiro, parata di Masetti, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco in questo primo tempo, 5-0 il parziale a favore della rottellistica scandianese, intanto ancora Viareggio può provare l'ultima occasione, invece è per la rottellistica scandianese che con De Stefano e Giacanto provano l'azione, poi torna indietro la giovane giocatrice, poi prova il tiro Cimeno, torna indietro per Giacanto, finisce qua il primo tempo, 5-0 per la rottellistica scandianese. Primo tempo a favore appunto della squadra di casa che è praticamente dominato. Adesso vedremo come reagirà il Viareggio in questo secondo tempo. A dopo.
quasi tutto pronto per il secondo tempo. Le squadre sono già tornate in pista con la rottilistica scandianese che rimane con il 5 iniziale in pista. Il 5 iniziale anche praticamente invariato per il Viareggio. Ecco che si riparte con il secondo tempo di rottilistica scandianese Viareggio. Ecco subito la rottilistica scandianese che parte a 1000 con Scimeno che prova subito a metterla in mezzo per De Stefano. Palagi prova a lanciarlo in avanti, poi si scontrano le due compagne di squadra Scimeno e Giacanto, ma ancora la rottilistica scandianese in possesso. Poi qua passaggio di Giacanto per Scimeno, ancora poi De Stefano dietro per Scimeno dall'altra parte prova il tiro, poi recupera il Viareggio, anzi la rottilistica scandianese. Ora Iannacone in possesso ma sbaglia, allora ci pensa Scimeno a recuperare per Giacanto Frau, dietro porta Scimeno, poi per Giacanto Frau serve Berti, ancora De Stefano, Giacanto Frau indietro per De Stefano, alta però secondo Giombetti, e quindi sarà il Viareggio a riprendere il possesso. Palagi che serve Raffaelli, poi perde il possesso Raffaelli, ci arriva Giacanto Frau che avanza, poi riesce a liberarsi di Marquez, poi prova a gettare in aria, ancora lo scontro tra le due argentine. Che però sbaglia, ci arriva Berti per Scimeno prova a liberarsi, poi vede Berti, De Stefano inserirsi, poi d'altra parte subito il Viareggio con Iannacone all'angolino, riesce a superare Berti, poi va dietro porta, prova anche il tiro, ma Teli chiude il palo e riparte la rottilistica con Scimeno per Giacanto Frau, poi Berti, ancora poi fa vedere De Stefano, serve centralmente Scimeno, ma Raffaelli blocca tutto e riparte Marquez che prova il tiro, la parata di Teli, ancora Viareggio con Palagi, ma sempre Teli a lasciare il risultato sul 5-0. Berti vede Giacanto Frau arrivare ma legge tutto la difesa del Viareggio, dall'altra parte Marquez prova a scartare Scimeno, ma Scimeno legge tutto e trova il tapin, ancora Giacanto Frau
e prova il tiro, si difende bene in Viareggio, poi Palagi si allunga, poi prova il tiro ma è debole, non impensierisce minimamente Giorgia Teli, poi Berti, vede De Stefano, passaggio che diventa un tiro, poi Scimeno, il tiro dalla distanza si allunga, però Masetti De Stefano indietro per Scimeno, va il tiro, la numero 9 della rotellistica, e può ripartire il Viareggio con Iannacone, chi serve Raffaelli, poi Palagi, poi scontro con De Stefano ma per Giombetti e fallo della giocatrice numero 4 della rotellistica. E punizione per il Viareggio già battuta da Palagi, vede libera Raffaelli, poi De Stefano ruba la pallina a Raffaelli e riparte 1-2 veloce con Berti, ancora De Stefano in area, poi va dietro la porta, poi si serve di Scimeno, ancora Berti, il tiro, poi si lancia sulla ribattuta, qui accanto Frau si accenta, la mette in mezzo per Berti, ancora Masetti, 2 contro 1, ne ha la meglio la rotellistica scandianese con Berti ancora, trova la conclusione, qui parte il Viareggio con Marquez, lunga per Brandi che però non riesce a fermare la pallina e quindi il possesso passa alla rotellistica scandianese con Scimeno che si accentra e attenzione all'1 contro 1, però arriva anche Scimeno, legge tutto Berti che serve, poi De Stefano si accentra, la parata di Masetti ancora, Scimeno indietro per De Stefano che riceve perfettamente, poi sposta il tiro a lato ma ci arriva accanto sulla ribattuta, poi serve Berti, arriva Scimeno, vede indietro De Stefano, il tiro dalla distanza blocca Marquez, poi Scimeno, scadono i 45 secondi ed è time out, il primo della seconda frazione. Seconda frazione che vede ancora il risultato sul 5-0 per le padroni, sì, la squadra di casa. Il secondo tempo che è un po' più equilibrato, ma comunque è sempre meglio la squadra di casa che ha avuto qualche occasione in più per aumentare il vantaggio.
Adesso mancano 17 minuti e 32 alla fine dell'incontro. Le speranze diminuiscono per il Viareggio di accorciare il risultato. Ovviamente 5 gol sono tanti, ma sarebbero potuti essere anche di più. Ora è finito il time out con Marquez, prova il tiro da distanza, poi Brandi viene atterrata da Jimeno, ma senza fallo secondo Giombetti. Poi parte Marquez, il tiro bloccato da Teli, poi il fallo di Barsaglini ai danni della giocatrice della rotellistica candianese. Poi azione offensiva un po' confusionaria per la squadra di casa. Riparte il Viareggio, ma blocca tutto Jimeno, perché serve Giacanto il tiro, la parata di Masetti, poi ancora Jimeno. Occasione qua per Palagi di ripartire, ma spreca tutto. E offensiva della rotellistica sprecata anche qua. Marquez può partire da sola, ma non le viene data l'occasione di tirare dalla difesa giallonera. Poi ancora la squadra toscana in attacco che spreca l'occasione. Può ripartire la rotellistica, però si allunga troppo De Stefano, ma riesce comunque a liberarsi. All'occasione Berti, Colazze schiaccia, ferma tutto la difesa viareggina. Poi Barsaglini dietro la porta, riesce a trovare Palagi libera. Palagi per Marquez, scarta una e scarta due, poi occasione per Brandi, che però spreca tutto. Dall'altra parte il Viareggio, che sembra più propositivo, ma spreca ancora molto. Chiude bene anche con quella la squadra giallonera, che attenzione qua però con Giacanto. Poi De Stefano viene fermata fallosamente. De Stefano può ripartire con Berti, che serve Jimeno. Jimeno la mette in mezzo per De Stefano, il gol del 6-0, la doppietta per la giocatrice numero 4. A 14 minuti e 35 dalla fine. Gol che mette praticamente la parola fine all'incontro. Ora il dirigente della rotellistica che deve entrare per pulire la pista. Adesso le giocatrici hanno anche il tempo per rifiatare un attimo. Effettivamente ci sono stati minuti molto intensi in queste partite. Effettivamente ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, ma alla fine ha avuto la meglio
la rottellistica scandianese che ha portato in gol Alicia De Stefano. Pulizia della pista terminata, adesso è tutto pronto per ricominciare. Ecco che fischia Giombetti, poi occasione pericolosa per il Viareggio, azione partita da Marquez, poi ecco Scimeno può aggiustare l'azione, serve De Stefano, poi subito indietro per Giacanto che preferisce spazzare. Perso qualche attimo di gioco. E Raffaelli a metterla in mezzo, non arriva nessuna compagna a supporto, ma può ripartire Barsaglini da dietro, serve Raffaelli il tiro che però viene giudicato troppo alto da Giombetti, azione che riparte con la rottellistica scandianese con Berti dietro per De Stefano, poi provano lo scambio, poi perde il possesso ma recupera tutto Giacanto che è più veloce dell'avversaria, la mette in mezzo per De Stefano che vuole provare la tripletta personale, poi ancora Berti, confusione nell'area, qualche polemica per la caduta in area di Giacanto, ma per Giombetti non c'è niente, si può andare avanti. Poi Berti trova il tiro deviato e Barsaglini perde il possesso della pallina, recupera la rottellistica scandianese con Scimeno, poi si gira De Stefano, poi Scimeno per Berti che tenta il tiro, poi ancora Scimeno, per Berti, ancora la numero 9 in azione, vede arrivare De Stefano, poi Berti ancora a servire Giacanto, la mette in mezzo, non c'è nessuna compagna ad aiutarla, poi ancora rottellistica scandianese con Giacanto che la spazza via. 11 minuti e 47 al termine, 6-0 il risultato. Ottima la rottellistica scandianese fino adesso, un po' meno il Viareggio, poi qua ci prova Marquez, però finisce alto sopra la traversa, poi d'altra parte azione offensiva della rottellistica, poi prova Marquez azione personale ma scivola ovviamente in porta. Ancora rottellistica con Berti, poi Scimeno deve cercare una compagna da servire, poi Giombetti fischia fallo ai danni del Viareggio. Parte la
squadra ospite con Raffaelli, poi Barsaglini indietro per Marquez, che fa capire subito le intenzioni di tiro, viene però respinto, poi recupera Giacanto con il supporto di De Stefano, poi Giacanto finisce in porta, respinto, ma ancora la rottellistica con Scimeno per Berti, ancora De Stefano, scambio con Giacanto Frau, si avvicina a Berti, poi Giacanto si accentra, si allunga Raffaelli, poi Barsaglini perde qualche tempo di gioco, è più veloce Giacanto che recupera, poi si serve De Stefano che segna il gol nel 7-0, tripletta per lei. Partita pazzesca per la giocatrice con numero 4 della rottellistica scandianese. (7-0) a 10 minuti dalla fine. Partita che comunque sta indirizzando sempre di più verso Scandiano. Ricordiamo 3 punti preziosi per la squadra allenata da Calia, che ora restano 2 partite nella regular season. Contro comunque le 2 squadre più in forma del campionato, per cui Matera e Valdagno, ma con il risultato di oggi comunque si garantisce il passaggio nella Final Four abbastanza sicuro, secondo i pronostici iniziali. Poi Scimeno, il tiro, prende la balaustra però, ma rimane in possesso la rottellistica scandianese con Giacanto Frau, che serve Scimeno, poi un po' di tensione. Ancora la rottellistica con De Stefano, riparte la giocatrice numero 4, poi arriva in area ma niente da fare, poi Iannacone prova a sfidare Scimeno, ma alla meglio la giocatrice numero 9 della rottellistica scandianese, che serve Berti, può avanzare Berti, serve De Stefano per Berti che si gira, trova il tiro, ma para Masetti e Marquez che colpisce l'arbitro. E Barsaglini prova ad avanzare ma si dimentica della pallina, allora ci arriva per prima Giacanto Frau che prova l'azione personale con il tiro, si difende il Viareggio con Marquez che prova a scartare De Stefano, poi prova il tiro, trova la collaborazione del palo, poi da sola Scimeno contro il portiere, alla meglio Masetti, poi Iannacone può provare a partire ma recupera Berti per Giacanto, ancora Masetti a dire di no,
tanti minuti scorrono, la rotellistica vede sempre più il risultato finale arrivare. Poi attenzione qua a Scimeno che vede c'è accanto libera, poi ancora De Stefano c'è accanto per Berti, per Scimeno ancora Berti, poi ci pensa De Stefano a servire Scimeno, va la conclusione, ancora fermata, poi attenzione al Viareggio con Raffaelli, ma si capisce male con Iannacone, ma si arriva comunque il numero 29 del Viareggio, ma sbaglia quel passaggio all'indietro, vede tutto De Stefano che serve Berti. Tanto entra Nicole Giardina per la fila della rotellistica. Già Berti indietro per De Stefano, poi Scimeno per Giardina, ora recupera Iannacone contro 3, infatti perde la pallina, recupera Berti, ancora Berti dietro la porta, poi serve Scimeno, il tiro di Scimeno, può ripartire Raffaelli per Iannacone che però si allunga e quindi recupera Scimeno, poi ancora De Stefano indietro per Scimeno, per Berti, Scimeno alza e schiaccia, allontana Masetti ma recupera sempre la rotellistica con Berti, ancora Berti, attenzione, si fa praticamente tutto il giro della porta, poi serve De Stefano, fa la conclusione, finisce fuori dalla pista, 4 minuti e 24 alla fine dell'incontro, 7-0 per la squadra di casa, partita eccezionale della rotellistica scandianese che ha saputo capitalizzare bene le occasioni. Sicuramente risultato molto meritato. Con questo risultato la rotellistica scandianese sale a 9 punti in classifica, mentre il Viareggio rimane con il segno 0 nella riga dei punti. Ora suona la sirena e quindi si può ripartire con gli ultimi istanti di gioco di questo incontro tra rotellistica scandianese e Viareggio. Ecco che si riparte con Scimeno che la prova a mettere in mezzo per Giardina. Riparte il Viareggio con Marquez, poi Palagi per Raffaelli, poi ancora Marquez che riesce a passare Scimeno, poi prova la conclusione che viene bloccata, arriva De Stefano, tanto prova a farsi vedere in attacco Giardina, poi
invece si riparte indietro con De Stefano che prova la conclusione e poi la parata di Masetti ancora. Poi Berti per Jimeno, ancora Jimeno in mezzo per Giardina che non riesce ad arrivare alla conclusione. Poi ecco, recupera bene Giardina, la mette in mezzo, viene però fermato da Marquez che prova l'azione personale, il palo di Marquez che evita il gol del 7-1. Poi ancora Berti per Jimeno. Qua molto fortunata la squadra allenata da Valeria Calia. Poi attenzione, De Stefano il tiro, fermata. Ultimi minuti ancora per la rotellistica, vede il traguardo sempre più vicino. Poi Annacone si gira, si vede Raffaelli libera, poi ancora Raffaelli prova il lancio lungo, prova anche la deviazione ma che non arriva. Poi attenzione qua agli scontri di gioco, ha la meglio la rotellistica scandianese. Poi invece qua Giombetti fischia fallo a favore del Viareggio. Poi ora occasione anche per Pontrelli di mettere minuti in pista, che è già l'occasione di far gol, attenzione, clamoroso, invece blocca tutta la difesa del Viareggio. Poi Giardina per Pontrelli, azione personale delle due giocatrici più giovani della squadra, che sono impegnate con la formazione under 15 della rotellistica scandianese. Ora hanno qualche minuto per farsi vedere anche tra le grandi. Sarà Berti, va il tiro, poi fatto da Masetti, poi ancora Berti per Jimeno. Poi Jimeno sfrutta il blocco di Giardina che le lascia la pista libera, poi serve Berti, recupera Marquez, ultimo minuto di gioco, Marquez può avanzare, Marquez ancora la numero 77 che viene però fermata da Jimeno. Poi riparte Berti che si gira, poi probabilmente è infortunata, non ce la fa, è pronta Giacanto che però commette fallo ai danni di Annacone. (14 secondi alla fine). Ma è veramente la partita che ha gli sgoccioli. Marquez sulla pallina, Marquez avanza, Marquez prova il tiro, poi riparte Jimeno che prova a lanciare Pontrelli che non ci arriva, e poi finisce qua. Rotellistica scandianese 7, Viareggio 0, partita eccezionale
della squadra allenata da Valeria Calia, che si aggiudica i 3 punti in palio e si assicura un ticket per le Final Four, per giocarsi lo scudetto. Peccato per l'infortunio finale di Berti, vedremo poi le condizioni della giocatrice della rotellistica scadianese. E dal Palamadiba è tutto, buona serata.